Alla fine di gennaio 2021 la Corte dei Conti fa correggere il rendiconto 2019 alla Regione. La strada per l'approvazione della manovra diventa ancora più complessa. A 3 giorni dalla data ipotizzata per la parifica, che è stata rinviata alla seconda metà di febbraio, la Giunta si è riunita per raddrizzare il rendiconto per alcune anomalie sul documento riscontrate dalla Procura Contabile, che riguardano alcuni allegati del consuntivo. Una modifica tecnica, l'errore segnalato dalla Corte dei Conti riguarda i residui attivi del 2016 e 2017, in particolare su formazione e infrastrutture. Ma il nodo diventa politico perché l'accordo fra Stato e Regione prevede infatti che l'esercizio provvisorio non possa essere prorogato oltre il 28 febbraio. Un problema non da poco, senza la parifica del rendiconto 2019 ovviamente non si può passare ai documenti contabili successivi e dunque c'è addirittura il rischio che l'intesa raggiunta faticosamente con Roma e che il governo Conte, dimissionario ovviamente, non è in condizioni di modificare, venga meno. E nella maggioranza, fra l'altro, ci sono diverse fibrillazioni per le regole imposte dall'accordo con Roma, fra le quali spiccano il blocco del turnover e la sforbiciata ai vitalizi.